riduzione della pressione fiscale, revisione degli adempimenti e riforma della burocrazia. Questi sono i tre pilastri del documento che oggi la Confartigianato Imprese Veneto ha presentato a onorevoli e senatori del Veneto. Circa 15 quelli in presenza e collegati in un webinar. Le proposte partono ora, nel momento in cui il Parlamento viene chiamato ad affrontare la riforma fiscale, uno dei pilastri delle riforme che il governo vuole attuare entro l'anno. Oggi è una giornata unica, una giornata importante perché finalmente Confartigianato ha veramente tanti politici del Veneto, da senatori a onorevoli, di tutti i partiti e tutti uniti per un unico scopo: dare la possibilità a questo governo di fare delle riforme sul fisco. Il fisco vuol dire, per noi piccole imprese, per noi artigiani, vuol dire poter lavorare, poter mantenere le nostre famiglie, poter mantenere i nostri dipendenti e portare il nostro paese, il nostro Veneto, la nostra Italia a essere uno dei primi paesi in Europa, quello che purtroppo in tutti questi anni, negli ultimi 50 anni, non è mai stato fatto. Ecco che quindi questa volontà noi oggi la vogliamo portare avanti, e un grazie veramente a tutti i politici presenti. Era molto che non erano presenti in tanti e tutti disponibili. Adesso ovviamente li aspettiamo nei loro banchi, nei banchi del Parlamento, del Senato, per portare avanti le nostre esigenze, le nostre idee. Andrea Trevisani, direttore area politiche fiscali di Confartigianato Nazionale. Oggi in Veneto, di fronte a 15 parlamentari, avete presentato questa proposta di riforma, 3 pilastri: burocrazia, fisco e adempimenti fiscali. Ce la dici in pillole che cosa avete proposto ai parlamentari? Ma guarda, noi ai parlamentari abbiamo proposto sostanzialmente un patto per l'economia, per il sistema paese, un patto che vada nella direzione di rendere il sistema tributario a misura di micro e piccola impresa. Quelli sono i nostri obiettivi di carattere generale, che si possono costruire in diverse maniere. Noi abbiamo dato una strada, che è quella di incidere con la revisione dell'IRPEF sul terzo scaglione. Abbiamo chiesto la reintroduzione dell'IRI, che renderebbe giustizia alle tante imprese più strutturate che però sono costrette a rimanere nella progressività dell'IRPEF, quindi salvaguardando il reddito che non viene distribuito e tassandolo esattamente come viene per i soggetti IRES al 24%. Abbiamo chiesto un minimo vitale esente e uguali per tutti, indipendentemente che siano dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi o imprenditori della piccola impresa. Abbiamo chiesto anche di avere un occhio di riguardo per i regimi forfettari che, soprattutto nei momenti di crisi, hanno permesso alle tante piccole imprese di avere voglia di assumere il ruolo di imprenditore, quindi di acquisire una partita IVA e di fare anche emergere gente che era prima nel sommerso. Questi sono i punti essenziali. Abbiamo anche chiesto una semplificazione degli adempimenti, consegnando alla politica almeno 2 obiettivi di alto livello: ridurre la pressione fiscale a livello europeo, quindi ridurla di 24 miliardi, e provare una volta per tutte a scalare quel maledetto ranking che ci vede 27esimi nel doing business, cioè nell'attrattività del sistema delle imprese nel fare impresa su questo nostro territorio. Siamo gli ultimi perché gli adempimenti sono troppi. Abbiamo chiesto alla politica almeno di collocarci a metà della graduatoria.